Con Mister Brizzi al termine di una partita con una difesa pressoché perfetta e un attacco implacabile. Sì, diciamo che li abbiamo un po' aspettati, abbiamo aspettato i loro attacchi perché sappiamo è una squadra giovane, corre molto, sono molto bravi, ci siamo messi dietro, abbiamo aspettato e li abbiamo presi in contropiede diverse volte. Ecco. E in effetti questa forse è la differenza di tutta la gara, no? Fortenami che non è riuscito a trovare un tiro pulito grazie a una difesa arcigna, mentre invece il Castiglione, la Bluff Cattor, ha trovato occasioni su praterie incredibili. Sì, l'avevamo studiata bene, avevamo guardato come giocavate, quindi siamo messi lì con calma, abbiamo costruito le azioni senza fretta e ci siamo riusciti a portare a casa questa vittoria. Guardando in maniera un po' più ampia, un inizio campionato non felicissimo, ma adesso mi sembra insomma, che i valori si stiano non livellando ma rispettando, diciamo così, perché insomma, ci si aspettava con Guarguaglini, insomma, con questi ragazzi, Brunelli eccetera, insomma una partenza migliore, però adesso mi sembra che ci siamo. La squadra è giovane e diciamo si sono ritrovati senza un leader, ecco. E piano piano stanno trovando i loro ruoli e le loro potenzialità. Ecco. Piano piano troveremo la convinzione di essere una buona squadra. Dopo questa vittoria, un saltino in avanti in classifica, si guarda ancora oltre, si studia la crescita dei ragazzi. Qual è il programma reale della Il squadra? programma è studiare la crescita dei ragazzi, piano piano andiamo, facciamo un passettino alla volta, ora sabato abbiamo il Matera in casa e tutti sappiamo che il Matera è una squadra fatta per andare in A1, quindi noi ci metteremo come sempre tutta la nostra forza e vedremo un po' come andrà.